Quinta corsa del programma Al Savio, femmine di 5 e 6 anni sulla distanza del miglio. Non corre Cora Pet, lo schieramento 1 Bella, 2 Clarabella Pell, 3 Chanel dei Colli, 4 Bibi Mail, 5 Callas Griff, 6 Charlize Run Moon, 7 Chanel DVS, 8 Coralla Pell, 10 Celine del Ronco. Favore in chiusura per Bibi Mail numero 4, Carmine Piscuolio, macchina che accelera, partiti Bibi Mail e Callas Griff. Alle prese Callas Griff sfila in 50 metri, partenza formidabile di Callas Griff, sbaglia invece Bibi Mail e più indietro ha sbagliato anche Bella, e così in seconda posizione si ritrova Chanel dei Colli. Callas Griff una volta al comando con un lancio in 14,7 provvede subito a ridurre l'andatura. Intanto se ne vanno i primi 400 metri di gara con Callas Griff leader nei confronti di Chanel dei Colli, Charlize Run Moon. All'esterno muove invece Celine del Ronco, che dopo 500 metri di gara arriva a ridosso di Callas Griff. Per corsie esterne vediamo anche Coralla Pell e Chanel DVS. Intanto i 600 in rallentamento addirittura in 49 per Callas Griff, che resta su una bella vittoria sulla pista. All'esterno si impegna Celine del Ronco, alla corda è sempre Chanel dei Colli, seguita da Charlize Run Moon, poi per corsie esterne Coralla Pell e Chanel DVS. I cavalli che affrontano ora la penultima piegata. Posizione di coda per Clarabella Pell, intanto il chilometro se ne va in 1,26. Callas Griff a condurre, all'esterno Celine del Ronco, lungo la corda c'è Chanel dei Colli e si arriva così ai 400 conclusivi con ora un'accelerazione 14,9 il parziale e Celine del Ronco fa sul serio su Callas Griff che accelera, le due alle prese con Chanel dei Colli a contatto. Poi al largo c'è anche Coralla Pell che si impegna, retta d'arrivo. Callas Griff cerca di ripartire sotto la spinta di Celine del Ronco. Callas Griff in vantaggio, Celine del Ronco ci prova. Celine del Ronco nel finale passa per piegare Callas Griff. Terzo posto per Chanel dei Colli, 1,17,1, 28,8 a chiudere. E Celine del Ronco e Roberto Vecchione a segno in questa quinta corsa dal Savio per conto di Mimmo Zanca e del signor Francesco Falcone. Andiamo a rivedere le battute finali con Celine del Ronco che prende il sopravvento su Callas Griff, mentre al terzo posto chiude l'appostata Chanel dei Colli.